Nell'estate del 1968 la Juventus acquista dal Varese un attaccante destinato a fare storia. Si chiama Pietro Anastasi, è catanese e diventa sin dal primo approccio l'idolo dell'immensa tifoseria della società più amata e blasonata d'Italia. Un centravanti fantasioso, imprevedibile, capace di realizzare gol impossibili. 205 presenze e 78 reti. 3 scudetti conquistati, campione d'Europa nel 68 con la nazionale di Ferruccio Balcareggi. Nell'immaginario collettivo juventino, ancora oggi Pietro Anastasi, soprannominato Petruzzu, rappresenta il bomber del cuore, il calciatore paragonato addirittura al mitico fuoriclasse brasiliano Pelé. Anastasi Pelé bianco, uno striscione in curva Filadelfia, illustrava la passione del popolo juventino per un giocatore simbolo, per un mito, Pietro Anastasi. Cosa ti ricordi di quegli anni felici alla Juventus, Pietro? Ma begli anni, sono stati 8 anni passati alla Juventus. È stato benissimo, anche se alla fine ci siamo lasciati con un po' di amaro in bocca, non con la società ma con Parola che era l'allenatore. Comunque sono bellissimi ricordi. Tu arrivi alla Juventus passando per l'Inter, un episodio curioso che pochi conoscono, vogliamo raccontarlo? C'è stata l'occasione di fare una partita amichevole con l'Inter perché era molto un giornalista di Roma e loro hanno organizzato questa partita Inter-Roma. E io ho giocato con l'Inter perché ho chiesto alla federazione il permesso di fare questa partita. Ero convinto di andare all'Inter, tra il primo e il secondo tempo invece c'è stata la notizia, me l'ha data il fotografo che è venuto qui di Varese e mi ha detto guarda Pietro sei andato alla Juventus per 8 milioni eccetera eccetera. E basta, io ho saputo lì. Ritorniamo indietro nel tempo, a 14 anni, un ragazzino già bravo al Civali di Catania che si fa raccattapalle, che si fa fotografare con John Charles, numero 9 della Juventus. Facendo il raccattapalle a Catania, una partita Catania-Juventus, ho fatto questa foto con John Charles, il grande gigante buono chiamato. Ho fatto questa foto e che ho ancora questa foto. Cioè per un tifoso che da ragazzino sogna di giocare a Juventus e poi arrivarci come ci sono arrivato io, è un sogno il massimo. Nel 1968 l'Italia a Roma si laurea campione d'Europa e Pietro Anastasi segna un gol, 2-0 per l'Italia, uno di Gigi Riva, uno tuo, stupendo. È stata una discesa di desistri dalla parte di mezzala destra, mi ha passato questa palla, io sono andato incontro, sono andato col sinistro, qualcuno ha detto anche che l'ho stoppata male perché l'ho stoppata, invece questa palla qui si è alzata a mezza terza, io distinto ho calciato in semi rovesciati, ha fatto un bellissimo gol, diciamo bello. Qualcuno mi diceva che io stoppavo male la palla e poi la andavo a riprendere. Invidioso? No, non lo so, forse ero troppo veloce per quello accettato, magari arrivavo un po' prima della palla, non lo so. Comunque ero un istintivo, cioè il calcio è anche istinto e fantasia. Tutti presenti alla Juventus e non avevi giacca e cravatta. Questa è una storia già. Sì, io venivo da una squadra di provincia come Varese, insomma, erano abituati così, la buona. E sono andato a parlare per il contratto lì con Catella, che era il presidente Catella, e alla fine è finita questa discussione del contratto. Catella mi dice, guarda Pietro, adesso sei nuovo eccetera eccetera, comunque dalla prossima volta che viene in sede bisogna venire in giacca e cravatta. Cioè io sono rimasto un po' lì scioccato perché cioè per me sai, avevo 20 anni, non è che poi d'estate, cioè quando avevo parlato di queste cose qua è d'estate. Comunque mi sono tenuto, comunque devo molto alla Juventus anche del profilo così di vita. Pietro, tu sei stato il mito, il simbolo per tantissimi ragazzi e per tanta gente, soprattutto per la gente del sud. Ecco, tu eri un simbolo per i meridionali di Torino. Questi lavoratori qui che venivano dalla Sicilia o meridionali che venivano a lavorare alla Fiat si rispecchiavano in me, diciamo, nel ragazzo che ha avuto fortuna e loro venivano a vedermi, mi aiutavano, mi chiamavano
quelle soddisfazioni che non hanno potuto avere loro, magari così, quei sogni che uno sempre fa, il mio si è realizzato e loro si rispecchiavano in me. Pietro, il calcio è cambiato da quei giorni a oggi. Anche il derby aveva un altro fascino, forse, un altro sapore. Ma il derby di una volta era molto diverso. Io ho un bel ricordo qui di Cesa che mi ha rotto proprio la mano, il quarto metatarso della mano destra. Tu hai segnato nei derby, qual è il gol copertina di Pietro Anastasi contro il Torino? Ma io mi ricordo il primo gol che ho fatto, mi sembra il primo anno. La prima partita è finita 0-0, il secondo al ritorno è finita 2-1 e feci il gol all'ultimo minuto. Segnai all'ultimo minuto 2-1, c'era Vieri in porta. E, sai, vincere un derby all'ultimo minuto è il massimo, cioè arrivare al 90° e fare il gol del 2-1 è il massimo anche se nel primo anno ancora non capivo bene l'importanza del derby, che dopo ho capito negli anni a seguire. Pietro, tra tante soddisfazioni anche qualche momento difficile. Ad esempio nel 1970, proprio nel pieno della tua carriera, dei tuoi successi, ai mondiali non ci vai, quelli del Messico con l'Italia secondo. Perché? La sera prima di partire per il Messico c'era Spialtini seduto su un divano. Spialtini si è arrabbiato quando ho detto questo, comunque era pura verità. Sì, massaggiatore. Io scherzavo con lui, ho esagerato. E lui mi diceva Pietro smettila. A un certo momento lui si è girato di colpo con la mano, si è girato così, ha fatto questo gesto così. Io ero dietro, lui mi ha preso e strisciato qui basso ventre. Adesso 11:30 così, 11:30, comincio già a sentir male, a sentir male. Allora Fornino era con me e ha detto, senti, io sto male, vai a chiamare il dottor Fini. Ma mi ha visitato e ho visto che c'era un testicolo, si è girato, ha fatto versamento e mi si è gonfiato. E allora alle 6 del mattino è arrivato questo professore della clinica di Roma, lì mi ha preso e mi ha portato in questa clinica. Cioè nessuno sapeva niente. E nessuno sapeva niente, no? È arrivato la mattina e ho detto, Anastasia, ma dov'è Anastasia? Cosa succede? Tutti cercavano cosa è successo. E poi c'è stato Martellini che ha messo la voce, almeno così mi hanno detto, la voce che io avessi fatto l'amore con una sulla sedia, poi sulla sedia, cioè, perché sulla sedia non riesco a capirlo, cioè, vabbè, comunque. Nel 1974 ai mondiali ci vai, ma sono mondiali, quelli tedeschi, sfortunati per l'Italia, ma non per te, perché giochi bene. Sì, beh, lì siamo stati anche un po' presuntuosi, perché mi ricordo che prima sul Puma, anche prima di andare a fare questa partita con la Polonia, parlavamo tra di noi per dire che allora cosa ci conviene fare, pareggiare o vincere, andare in questo girone o in quell'altro girone. Cioè noi facevamo tutti questi, ma vincere perché di là c'è l'Olanda, di là c'è questo qua, la Germania, di là cosa ci conviene fare, magari pareggiare o vincere. Invece sono dato 2-0, siamo tornati a casa, no, 2-1 segno Capello negli ultimi minuti. E la cosa più triste che è stata di quei mondiali lì, la partenza anticipata, perché noi avevamo le camere sopra e c'era questa scalinata sotto e poi un atrio, abbastanza uno spazio bello grande, con tutte le valigie ammucchiate sotto. Te scendevi da questa scala qua e vedevi queste valigie qui che insomma ti veniva una cosa al cuore. E la coppia Anastasi-Bettega com'era? Ma eravamo eccezionale, penso che non so se negli ultimi anni c'è stata un'altra coppia, non per essere fare l'immodesto, penso che sia stata una delle più belle coppie che ha avuto la Juventus nella sua storia, secondo il mio punto di vista. Pietro, sai che tu hai ancora un record? Non lo so. Quello di aver segnato da riserva 3 gol in 5 minuti contro la Lazio. No, sì, quello lo so che non è in 5 minuti, in 4 minuti, perché mi ha mandato un tifoso appunto una fotografia, c'è il tabellone di Torino che c'è scritto 84, 86, 88 Anastasi. L'avvocato mi chiamò e mi disse Pietro vai in panchina. Ho detto, avvocato, guarda, io non mi sento di andare in panchina. Poi dopo varie discussioni eccetera, dopo sono andato in panchina e
e poi fece quei 3 gol. E pomeriggio tornando a casa ricevete la telefonata dell'avvocato e ho detto: ho visto Pietro che cioè come con la sua, che ha fatto bene andare in panchina e ha fatto 3 gol, però cioè, se sono andato in panchina non è stato perché l'avvocato me l'ha detto, è stato perché mia moglie mi ha convinto ad andare. Ecco, adesso ai ragazzi di allora, ai tifosi di allora, cresciuti nel mito di Anastasi, quelli della Curva Filadelfia, quelli dello striscione Anastasi Pelle Bianco. Ecco Pietro, a tutta questa gente, che era tanta gente, vogliamo dare un saluto speciale? Ma io un saluto speciale lo do a tutti quelli che mi ricordano volentieri, così con affetto, come io ricordo tutti con affetto, perché insomma ce l'ho tutti qua, adesso non è retorica, non è cosa, però per me la Juventus è stato il massimo, i tifosi, e io il cuore è sempre juventino e tutti i tifosi ce l'ho tutti qua.